I carabinieri della stazione di Tortolia e della compagnia di Lanusei hanno individuato la donna che, primi di giugno, era riuscita a truffare una pensionata di 85 anni sottraendole preziosi gioielli. Si tratta di un'abile truffatrice di 60 anni, di origini siciliane, già nota alle forze dell'ordine per questi specifici reati. La donna era riuscita a carpire la fiducia di una pensionata residente nella cittadina ogliastrina e, fingendosi una sensitiva e utilizzando artifici e raggiri, le aveva fatto credere di essere in grado di guarirla dalla malattia e di preservarla dal malocchio. Per questo l'aveva indotta a prendere i gioielli e i monili d'oro, metterli insieme al sale grosso da cucina in un fazzoletto. Successivamente la truffatrice ha ordinato alla vittima di mettere il fagotto per 3 giorni sotto il materasso del letto matrimoniale, questo per rendere effettiva la magia, ma la pensionata, dopo che la presunta maga si era allontanata dalla casa, ha deciso di andare a controllare il contenuto del fagotto, scoprendo che conteneva solo 2 sassi e alcuni centesimi. Da qui la denuncia ai carabinieri della stazione di Tortolì, che hanno avviato le indagini su tutto il territorio nazionale alla ricerca di episodi che riflettessero il modus operandi della truffatrice. Grazie alla collaborazione con gli altri comandi provinciali della penisola, i carabinieri sono riusciti a dare un volto e un nome alla truffatrice di origini catanesi, che è stata riconosciuta anche dalla vittima. Si tratta di una persona pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, che è stata deferita all'autorità giudiziaria per il reato di truffa.